1948 subisce l'arresto e viene condannato nel quadro della repressione seguita allo sciopero generale per l'attentato di Togliatti. Come è stato questo episodio? Come stai? Chi mi ha per me per sbaglio. E mi ha fatto fare anche tutte le giorni di carcere al domo. E quando si mandava il processo, no? E il giudice che aveva mandato il poliziotto, ha detto, ma chi è che ha dato più? Perché io avevo dato 3 bombe aeree sulla schiena, no? Era un peso grosso. E non che là. Che non era credibile. No, resta io, va bene, resta io, e niente, che per condannare a 6 mesi, a condizionare. Però ha provato l'esperienza del carcere. Com'era lì in carcere? Era brutta. Nonostante che mi ero assieme a tutti i nostri partigiani, era cosa, come si chiamava, comunque, 2 partigiani di quei grossi, e dopo viene insieme con Guarassin e compagnia della. No, perché non era stato solo lei arrestato quel giorno? No, negare, sta in 8 mesi. Eravate in Piazza dei Signori, dove? Sta in Piazza San Vito. Ma era a Celere, ammesso che fosse la Celere allora? No, era mia a Celere, no, era tutti da Treviso, era. Per questo no, come sono anche, non mi sono anche il giudice, se mi era anche, come dico, che là, piccolo così, eccetera, che è pegato e cose sulla schiena. E lei si mi dice, Aldo Pasqualini, tu capivo? Sì, era Aldo Pasqualini che ha dato 3-4 ombreai sulla schiena, no, sto qua. Ma questo sciopero era nato spontaneamente o lo aveva organizzato il Partito Comunista, i sindacati? Il sciopero del partito da subito dopo che ha dato alla radio la notizia dell'attentato a Togliatti. Subito se ne fuori dalla fabbrica, tutti quanti. Il giorno successivo che si mandai per cercare di far chiudere alcuni negozi, no, eccetera, intervenuto camionetta della polizia e ha fatto